Promuovere la cultura della defibrillazione precoce e far comprendere a tutti la semplicità e l'importanza dell'uso precoce del defibrillatore per salvare le vite umane. Questo è stato l'obiettivo dell'iniziativa Rianimare, 3 mosse per salvare la vita, che si è svolta ieri presso lo stabilimento balneare di Giallonardo e Realmonte. Un corso di 2 ore con prove tecniche, pratiche e dimostrative per sensibilizzare i presenti e promuovere la cultura della defibrillazione precoce e far comprendere a tutti come sia semplice e importante l'uso del defibrillatore per salvare la vita. Il ringraziamento arriva proprio dal primo cittadino di Realmonte, Sabrino Lattuca, che afferma come sia stato proficuo il corso di stamani rivolto alla cittadinanza, e ringrazio l'Associazione Amici di Giallonardo e i tecnici che hanno tenuto la lezione. È stato utilissimo informare e formare la comunità con semplici ma utilissime dimostrazioni che possono salvare la vita. Questo quanto affermato dal primo cittadino di Realmonte. Anche oggi siamo qui nel ricordo di Giovanni Corovecchio e del nostro caro amico Salvatore Formica, che ci ha lasciato l'anno scorso. Oggi abbiamo voluto dare una dimostrazione di un primo pronto soccorso, delle manovre che si devono attuare in un primo momento che una persona ha bisogno di aiuto, e quindi per quanto riguarda un'istruzione alle vie respiratorie e dell'uso del defibrillatore che è stato donato all'associazione l'anno scorso, un defibrillatore che può salvare la vita in sole 3 minuti. Un ringraziamento particolare va all'Associazione Amici di Giallonardo, al Lido Baia delle Sirene e al sindaco di Realmonte. Proficuo il corso di stamattina, tecniche di sostruzione e modalità di utilizzo del defibrillatore. Noi dobbiamo ringraziare come Comune di Realmonte la dottoressa Cinzia Savarino, che anche per quest'anno ha organizzato un corso che sarà utile alla collettività e in memoria del marito deceduto a causa appunto di un infarto. Quindi quando un dramma familiare diventa motivo di aiuto e quindi di solidarietà e quindi di atti concreti finalizzati a salvare delle vite. Io come sindaco di Realmonte non posso che ringraziare l'Associazione Giallonardo per questo, in primis la dottoressa Cinzia Savarino, i tecnici dell'associazione che stamattina hanno tenuto il corso e gli utenti che qui con me hanno seguito con attenzione tutto quello che è stato indicato, questo per salvare